Allora, buongiorno, Daniela Bocconi, corso delle relazioni. Abbiamo scritto il libro a quattro mani. Per me l'arte è un modo per entrare in un dialogo intimo con le persone e permettermi di aiutarle a far ritrovare la loro autenticità. Io sono Massimo Pinitera, direttore di lorenzonore.net. Da 20 anni mi occupo di musica applicata alle immagini e per me l'arte è la quintessenza dell'esistenza, quindi senza arte non si può vivere. Grazie. Allora, direi a questo punto di far venire i nostri ospiti. Uno è questo losco figuro qui di cui già conoscete tutto, ma invece Daniela Bocconi. Ciao Daniela, benvenuta. Ciao, grazie. Ciao Daniela, benvenuta nel nostro programma di cui oggi io sono ospite. Esatto. È bello essere dall'altra parte, dai, no? Sì, ogni tanto sì. Come vedi non riesce a stare zitto al suo posto. Allora io vi dico, cari amici, che avete scritto un bellissimo libro che è quello che vedete, La Sinfonia delle Emozioni, Daniela Bocconi, Massimo Privitera, edizioni Bietti. Allora, Sinfonia delle Emozioni, già c'è un titolo che dice un po' tutto quanto. Cioè vi siete concentrati proprio sul valore emozionale di ciò che andiamo a vedere, cioè del film. Ecco, prima domanda, come vi è venuta questa idea e come nasce la vostra collaborazione? Io lo so, però spieghiamolo anche agli altri. Certo, perché l'idea mi è venuta grazie a te, e lo diciamo, io ero presente durante un tuo evento per la presentazione del tuo libro, che tra l'altro teneva Massimo, e a un certo punto, anzi faccio un passo indietro, io per il mio lavoro ho una grandissima necessità di far rietichettare le emozioni ai miei clienti, perché le persone in generale si confondono o non si rendono conto di ciò che stanno sentendo. E tu, durante questa presentazione, che a me ha acceso una lampadina pazzesca, appunto, chi meglio di un compositore può riuscire a far sentire e capire un'emozione? Bam, cioè per me si sono collegati un sacco di pensieri. Ma allora ho capito tutto, il perché della citazione, vi ringrazio perché questa frase compare appunto all'inizio, prima dell'introduzione del libro. Grazie ovviamente. Quindi la colpa è mia, ecco. Sì, esatto. Massimo, ecco, dimmi invece tu com'è nata la collaborazione con Daniela. Ma Daniela ci conosciamo da un bel po' di anni e abbiamo notato questa nostra predilezione per essere onnivori di serie TV, di film. Quindi a poco ci siamo detti, soprattutto durante poi la pandemia, ho detto, ma senti, ma facciamo un programma in cui raccontiamo cosa ci piace dal punto di vista delle serie TV e dei film. E io lo commento dal mio punto di vista, quello da cinefilo e da critico cinemusicale, e lei lo commenta dal punto di vista psicologico, psicanalitico, che poi lei è una mental coach straordinaria, ma non solo. E quindi abbiamo trovato questo escamotage di sfogarci raccontando i film e le serie attraverso un programma che si chiama Vis-a-Vis. E a un certo punto Daniela, nelle nostre varie chiacchierate lunghissime, ha tirato fuori questo titolo meraviglioso, La Sinfonia delle Emozioni. Potrebbe essere un libro. E ho detto, caspita, ma già il titolo di per sé racconta tutto. Poi, ovviamente, avendo avuto, grazie a te, l'ispirazione, ho detto, ma mettiamolo in atto, facciamolo diventare un vero e proprio libro. E poi, magari Daniela lo spiega anche meglio di me. A Daniela ho da fargli una domanda proprio veloce, perché mi ha subito attratto questo concetto dell'importanza delle emozioni quando andiamo davanti a un'opera cinematografica ma anche televisiva, no? Vede che è un po' una fissazione mia quella del cercare di non solo vedere il film ma ascoltarlo, e questo è in diretta correlazione al discorso delle emozioni. Ecco, Daniela, da quello che leggo, tu ti sei rifatta un po' al metodo dello psicologo statunitense Paul Ekman per quanto riguarda la suddivisione delle emozioni, e voi avete a sua volta suddiviso il libro in emozioni primarie e secondarie. Per quanto riguarda quelle primarie, no?
io ne ho lette alcune molto interessanti, ma condivido con te l'emozione che a me piace di più, che è quella della sorpresa. Cioè, mi piace essere sorpreso da quello che vedo, da quello che vivo e via dicendo. Però ci spieghi un po' perché queste sono le emozioni considerate primarie, cioè disgusto, gioia, paura, rabbia, tristezza e appunto sorpresa. Allora, all'epoca furono classificate primarie appunto dallo psicologo e psicoterapeuta Paul Ekman, perché sono quelle istintive, cioè quelle che non fanno riferimento a nessun pensiero ragionato o non si combaciano con altre. Paul Ekman classificò le emozioni in primarie e secondarie. Secondarie sono tantissime rispetto a quelle che abbiamo messo nel libro, abbiamo dovuto sceglierne meno. Le primarie sono quelle che sono istintive, proprio quasi primordiali, quelle che non sono combinate con nessun'altra emozione e quelle che non derivano da sovrapensieri o pensieri trasversali, proprio quelle semplici che possiamo provare tutti proprio. Quindi la divisione è soprattutto quello. Dopo ti chiederò delle secondarie, ma Sì. adesso invece vado a chiedere a Massimo una domanda semplice, ovvero tu hai trattato soprattutto il linguaggio musicale in ambito appunto cinematografico, no? E in questo senso, in quanto e in che modo la musica agisce proprio per enfatizzare il valore emozionale di una colonna sonora? Cioè, qual è il valore aggiunto della musica a livello emozionale? Domandona veramente da $1 milione. Allora, lo diciamo sempre anche in nostre puntate quando intervistiamo compositori o musicisti e comunque chi ha a che fare con questo mondo cine-televisivo musicale. La musica esprime quello che le immagini non riescono a raccontare e noi lo diciamo sempre, il famoso non detto. Il non detto implica non sempre un aspetto empatico, però nella maggioranza dei casi la musica, quando è scritta con passione, con cuore e con grande funzionalità fuori e dentro le immagini, riesce a trasmettere empaticamente qualcosa che va ben oltre il narrativo, l'attoriale, il registico, il fotografico. E soprattutto la cosa più complicata è trasmettere un'emozione sopra un'emozione. Devi raccontare qualcosa che va ben oltre l'emozione palese, è quella quasi cavernosa, quasi nascosta, perché d'altronde la musica è invisibile, lo sappiamo benissimo, quindi è l'unica arte non palpabile, ma solo percepibile attraverso le orecchie e attraverso poi quello che è il nostro modo di percepire l'emozionalità, la musica per l'appunto. E questo è stato anche un elemento complicatissimo, perché un conto è dire parliamo delle emozioni primarie e secondarie e gli abbiniamo una scena di un film o di una serie TV. È stato complicatissimo perché come la racconti a chi magari di musica non ne capisce niente o magari di chi musica ne capisce tantissimo, però devi rendere un discorso fruibile. Io ho usato il mio metodo, quello molto soggettivamente emozionale, quindi ho cercato di raccontare quello che ha voluto esprimere il compositore attraverso dei termini non accademici ma molto empatici. Non so se ci sono riuscito appieno tutte le volte, magari ci sarà chi storcerà il naso perché non ci vede troppa musicalità in quello che descrivo e chi invece ce ne vede troppo semplicisticamente. Però secondo me quello che è importante per me è Daniela, perché poi io e Daniela sentiamo la musica in maniera totalmente differente e lei lo sa benissimo perché io la vivo e la sento, lei certe volte non la sente proprio, ma in realtà la sentite in un altro modo. Io la percepisco come un elemento che mi crea qualcosa che l'immagine non mi ha trasmesso e invece lei la sente come una parte che non c'è, ma in realtà le ha comunicato qualcosa. È un dialogo quasi folle, quasi alla Monty Python, è l'assurdo, ma è così. Come racconti lo squalo, come racconti Downton Abbey, come racconti anche un film horror, perché poi noi siamo andati veramente a prendere film conosciutissimi o film anche semi sconosciuti o magari conosciuti solamente a una nicchia che ama l'horror. Fermati, perché questo te ne parlerò dopo, mi dovrei rispondere dopo a tutto questo, perché sennò lui racconta tutto e va avanti fino alla fine. Certo. Non è complicato parlare di musica.
Questo lo capisco perfettamente, Massimo. Poi non solo, ci sono anche altre problematiche del tipo in regia si dice, quando si parla di utilizzo della musica, non facciamo cane e gatto, cioè come dire a una situazione sentimentale, che ne so, due persone si baciano, non deve corrispondere per forza a una musica sentimentale che è i violini e via dicendo. Certo. Si può giocare sui contrasti, sui cortocircuiti, e lì vengono fuori anche altre cose, immagino, dal punto di vista emotivo. Tornavo invece, come avevo detto prima a Daniela, la domanda invece sulle emozioni chiamate secondarie, no? Perché mi ha molto colpito questo fatto. Tra le altre voi citate l'amore, l'ansia, la colpa, la gelosia, l'imbarazzo, l'invidia, la speranza e la vergogna. Insomma, a dispetto di questa classificazione, queste emozioni sono pezzi da 90, cioè con queste emozioni molte persone si rovinano o si rendono la loro vita migliore. Ecco, perché sono definite secondarie? Allora no, parte sicuramente dalla classificazione, però sono tutte emozioni che si innescano nel momento in cui noi siamo a contatto con un'altra persona, quando siamo in mezzo alla società o ci confrontiamo anche banalmente. Tra le secondarie io ho voluto inserire assolutamente quelle che le persone confondono, tipo imbarazzo e vergogna spessissimo vengono confuse. E così ho avuto modo di poterle spiegare in maniera molto chiara, portando per esempio degli esempi. La stessa cosa è un po' con invidia e gelosia. Spesso le persone si confondono, quindi sì, ho usato molto le secondarie in questo caso. Poi abbiamo voluto mettere l'amore, che è assolutamente universale, e sì, abbiamo, come hai detto tu, scelto quelle più potenti. Potevamo scrivere un'intera enciclopedia, onestamente. No, sarebbe interessante con Daniela fare un lavoro che chi si occupa come me di supervisione musicale fa spesso. Viene chiamato tagging, cioè noi per inserire determinati brani all'interno di una database dobbiamo dargli dei tag di mood e di genere. Quelli di genere certo. va bene, jazz, pop, rock, ma quelli invece di mood dobbiamo dire questo brano è allegro, triste, sospeso, action e quant'altro. Mi piacerebbe fare una volta un gioco con Daniela, gli faccio fare una lista di brani a farli taggare a lei. Secondo me uscirebbero fuori delle cose molto interessanti. No, interessanti. Ti devo dire che su questa tua affermazione mi è capitato che Franco Mussida, famoso compositore, cantante della PFM, mi chiese tempo fa di fare questo tuo lavoro, quello che tu fai, tagging, per le carceri, per 2 carceri di Milano, creare un database musicale empatico, emotivo. Bello! Mood. E ho scelto per una discoteca che non è quella dove si balla, è come la biblioteca, ricordiamo, in italiano, la discoteca, una discoteca per il carcere di Opera e una per un altro carcere, ma per i carcerati che volevano diciamo rivivere delle emozioni o magari riscoprirle per la prima volta, e le ho divise per modalità, per soggettività, quindi sentimentale ma con retrogusto sensuale, nostalgico ma quasi allegro. È stata una follia totale e mi sono divertito, però certo. È stato veramente come risucchiarmi, perché mi ha tolto quasi 3 anni di vita, non solo per selezionare tutta questa cosa. E questa cosa mi è successo quando io e Daniela abbiamo lavorato su questo libro nuovamente. È stato complicatissimo, veramente, non me lo potete immaginare. Allora, conoscendoti molto bene, mi sono reso conto che molti degli esempi cinemusicali che fai poi alla fine sono riferiti al tuo compositore di riferimento, il tuo unico dio, che è John Williams, no? Ma fino a lì lo sapevo, cioè è una tassa da pagare, quindi va bene, ok. Però io invece ti faccio una domanda molto semplice, nel senso, a prescindere dal valore musicale di un musicista, di un compositore, quali sono secondo te i compositori molto attenti alla componente emozionale della propria musica? Allora, parto dall'Italia. Morricone è stato uno dei compositori più attenti da un punto di vista di trasmissione empatica. E un altro è stato Marino Scimbene. Cosa strana, cito Morricone che nel libro non c'è, lo dico già,
non abbiamo messo nessun pezzo di Morricone, ma non perché io amo Morricone e lo metto sullo stesso podio con John Williams, forse un pelino più sopra. E un altro italiano che io cito è Paolo Bonvino, che nel libro c'è, tra l'altro. Ma ne abbiamo citati molti italiani e molti europei. Ecco, un altro che io, un francese che adoro, Alexandre Desplat. Desplat è uno che quando scrive io sono convinto che si mette davanti al montaggio, al magari quello finale, e dice: io qui non devo solamente raccontare quello che accade, ma devo raccontare che cosa sta accadendo psicologicamente a tutti i personaggi da un punto di vista proprio emotivo, emozionale, e lo senti subito, lo senti quando lui è attaccato all'immagine dal punto di vista empatico e quando non lo è, quando fa solamente il famoso servizio funzionale scritto con la mano sinistra. Allora, lo dico pure io, per me il più grande di tutti dal punto di vista emozionale resta Bernard Herrmann, che secondo me era un compositore psicologo, a mio modo di vedere, proprio per la sua conoscenza dei meccanismi emozionali, emotivi dell'essere umano. E domanda che faccio ad entrambi. Allora, quando noi vediamo un film, alla fine sappiamo spiegare se ci è piaciuto, se non ci è piaciuto, in linea generale, no? In linea globale. Ma se qualcuno mi dice: ti ricordi una scena particolarmente legata all'invidia, legata alla rabbia? E io lì dico: oddio, mi mettete in grave disagio, perché io non me la ricorderei, mi ricorderei tutta quanta la fotografia insieme, non solo un particolare. Quindi, come avete fatto a estrarre le singole scene da un film per parlare di tutte queste emozioni? Quello è un po' il mio, nel senso che se lui è tanto attento alla parte musicale da ricordarsi proprio la sfumatura, io al contrario sono attentissima e mi ricordo persino la parola utilizzata. Tant'è, a volte io vado a vedere l'originale e la traduzione che hanno fatto, perché mi stonano a volte le nostre traduzioni, i nostri doppiatori, dico non c'entra questa traduzione, e quindi vado a riprendere anche l'originale. Quindi sì, e in realtà la difficoltà è stata soprattutto perché a me venivano in mente 1000 scene e scoprivamo poi che non c'era la musica esattamente in quell'istante, dovevamo scartarla, per cui quello è stato il dramma più totale. Sì, in particolar modo 2 emozioni ci hanno reso totalmente folli. La gelosia e poi è l'imbarazzo. E abbiamo scoperto che l'imbarazzo e la gelosia nel cinema mondiale non ha nessun compositore che ha deciso di musicarla. Gelosia mi viene in mente subito Tello, non c'è nulla di tematico da quel punto di vista interessante? Allora, se parliamo di Shakespeare e di tutti i film ispirati a Shakespeare, ti devo dire che tra Otello, anche in Amleto, penso ai film di Kenneth Branagh dedicati a Shakespeare, Patrick Doyle ha fatto dei lavori meravigliosi, ma nelle sequenze in cui c'erano atti di gelosia, di imbarazzo o comunque proprio di gelosia anche violenta, c'era il mutismo totale. Proprio si silenzia la scena. Può essere, sì, può essere. Quindi lì è stato un dramma, ma poi l'altro problema che ovviamente abbiamo riscontrato, che poi magari lo dirai anche tu, Marco, ma noi abbiamo nel libro, che è un libro che si ascolta, abbiamo i QR code a fine di ogni... di ogni capitolo dedicato a un'emozione primaria e secondaria c'è il QR code con 3 brani che sono riferiti a film o serie TV e che tu puoi ascoltare, quindi te lo leggi e poi te li vai ad ascoltare, magari poi ti vai a vedere la sequenza. Il problema è, diciamo, lo streaming che abbiamo scelto, che è quello là principe, che è Spotify, molte colonne sonore che noi, che Daniela diceva questo è fantastico, lì non c'erano. È stato anche da quel punto di vista lì complicatissimo, perché avevamo trovato delle cose di Herrmann meravigliose, ma non c'era su Spotify ma nemmeno su YouTube. No, e questa è un'altra problematica. Io non so se esistono libri del genere che avete scritto voi nel mondo, perlomeno in Europa, ma credo che a qualsiasi persona gli sia venuta in mente un'idea del genere avrebbe avuto gli stessi vostri identici problemi, perché comunque è una chiave, un approccio completamente diverso da quello degli altri, da chi scrive appunto di musica e cinema.
Io adesso vado col domandone finale, però non lo rivolgo a Massimo, ma lo rivolgo solo a Daniela. Noi siamo collegati a un programma radiofonico. Ecco, di tutti questi film che avete trattato, ce n'è uno dentro il quale è inclusa una canzone veramente emotional? Sì, e credo, oltretutto che a me piace tantissimo, ma credo che sia l'unica canzone che si possa definire così, che è quella di La La Land. Another Day of Sun. Non quell'altra più famosa, come si chiama? Non è City of Stars, è Another Day of Sun, che è l'inizio del film, è l'apertura. Esatto. Bellissimo. Another Day of Sun di La La Land. È proprio subito la partenza del film. Io la misi anche come suoneria, quella mi prese tantissimo. Quella gioiosa, quell'espressione di gioia. Infatti è in gioia. È in gioia. Prima di chiudere, io direi che è doveroso intanto ringraziare Marco Testoni per questa bellissima intervista con queste domande che ci hanno lasciato così, ma ringraziamo la curatrice del libro La Sinfonia delle Emozioni per Bietti Edizioni, che è Ilaria Floreano, perché Ilaria Floreano cura questa collana che è chiamata Fotogrammi, con questi libretti piccolini ma molto sostanziosi. Quindi grazie Ilaria. Allora, ringraziamo Ilaria, ma io ringrazio Massimo Privitera e Daniela Bocconi e il vostro libro, che poi presenterete un po' adesso ovunque, in giro per l'Italia, e quindi noi saremo sempre vicino a voi due, anche soprattutto a uno, io per forza quasi. Ti tocca. Grazie Daniela. Marco, grazie. Ciao Dani. Ciao.